c'è necessità di intervenire su quel carcere prima che succeda l'irreparabile. In neppure 10 giorni sono accaduti 2 gravi episodi al carcere minorile di Treviso che fanno emergere l'inadeguatezza della struttura e la cronica carenza di personale. Lo rivelano oggi Stefano Vanina della Funzione Pubblica CGIL di Treviso e Gianpietro Pegoraro del Coordinamento Veneto Polizia Penitenziaria. I problemi sono appunto che una dotazione organica ottimale prevederebbe 5-6 unità in più, che sono quelle che adesso sono trasferite in altri istituti e che non tornano a Treviso, e dall'altra parte tenendo conto che particolarmente per quanto riguarda i turni notturni abbiamo 3 unità in servizio, di cui una in portineria con l'ausilio appunto della videosorveglianza e quant'altro, pertanto insomma 2 effettivamente nel piano con 15 detenuti. Il 12 maggio scorso, rendono noto i sindacalisti, un detenuto ha dato fuoco a lenzuola e materasso della sua cella. L'incendio, che sarebbe potuto divampare, è stato scongiurato dalla prontezza e dall'esperienza del personale in servizio, ma per intervenire con efficienza ci si è dovuti rivolgere nel bel mezzo della notte agli agenti in riposo, anche se non in reperibilità, per gestire la situazione e per procedere al trasporto del detenuto all'ospedale e attivare il piantonamento. Solo qualche giorno fa, lunedì 20 maggio, un agente invece è stato colpito al volto nel tentativo di sedare una rissa. Per il sindacato della Polizia Penitenziaria si tratta di una situazione ormai insostenibile. Lanciamo l'appello perché sia sotto il punto di vista organizzativo e gestionale del carcere ci sono problemi immensi che noi vorremmo appunto discutere con il Dipartimento della Giustizia Minorile.